Luigi Costanza, qui all'auditorium dell'Istituto Gallo per capienza, per poter contenere i tanti genitori e alunni che oggi hanno il piacere di assistere a questa festa, una festa che vede il completamento di un'attività didattica di tutto l'anno scolastico e che vede anche la conclusione di tantissime attività effettuate grazie ai fondi PON che la scuola ha attivato in maniera, diciamo, saggia e produttiva. Sì, oggi questa è la giornata conclusiva di tutti i progetti PON che noi abbiamo portato avanti, ben 12 progetti PON che hanno riguardato diverse tematiche, dalla lingua inglese alla raccolta differenziata, all'educazione civica, al senso di appartenenza. Diciamo, sono stati dei progetti veramente che hanno allargato sempre più l'offerta formativa dell'Istituto Rita Levi Montalcini e ha dato la possibilità a tutti i ragazzi, gli alunni, sia della scuola all'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, di allargare le loro proprie conoscenze e le loro proprie competenze. È stato un anno veramente straordinario da tutti i punti di vista e l'Istituto ha ottenuto ottimi risultati in tutte le manifestazioni alle quali ha partecipato e in questo senza mai trascurare l'attività curricolare. Questo è a testimonianza del lavoro che quotidianamente i docenti fanno, che questo istituto ormai proiettato nel territorio e di questo siamo felici e orgogliosi, tant'è che la risposta alle famiglie è stata straordinaria. Noi abbiamo un eccessivo numero di alunni iscritti, tant'è che ci troviamo una certa difficoltà a poterli accogliere tutti, proprio perché il numero delle iscrizioni quest'anno è stato veramente straordinario. Di questo volevo ringraziare proprio pubblicamente tutti i miei docenti per l'abnegazione, la professionalità e lo spirito di sacrificio, nonché la loro competenza nel portare avanti una programmazione, una progettazione curriculare e extracurriculare confacente alle esigenze degli alunni. Ecco, contemporaneamente ricordiamo che la vostra scuola, lei dirige non solo la Rita Levi Montalcini ma anche altri plessi. Ecco, facciamo un po' con un flash ciò che è stato anche l'attività nelle sedi distaccate. No, diciamo l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini si compone di ben 8 plessi distaccati nella parte a sud della città che, ripeto, tutti quanti hanno portato idee, progettualità e competenze da dare agli alunni. Parlo per esempio del progetto sportivo Muoviamoci proprio con lo sport che ha ottenuto il plauso anche del CONI e della federazione per come è stato portato avanti. Proprio ultimamente abbiamo portato avanti il progetto piscina che ripeteremo l'anno prossimo con tutte le classi, è stato un progetto sperimentale istituito proprio alla fine di quest'anno scolastico con alcune classi di alcuni plessi. L'anno prossimo lo estenderemo a tutti, convinti come siamo che lo sport è vita, lo sport serve a socializzare, lo sport serve non solo come attività motoria ma anche come attività per crescere e far crescere bene questi nostri bambini.